Benvenuti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. Direttamente da Striscia la Notizia, il Gabibbo arriverà a Jesolo. Il motivo? Una partita di beneficenza dove la Nazionale Calcio TV sfiderà la squadra del Lions Club. Vediamo il servizio. Sabato 9 giugno un importante appuntamento vi attende tutti quanti allo stadio Picchi del Lido di Jesolo per una partita di calcio che è molto di più, è fare solidarietà, è molto di più, è fare una grande festa. Organizzata dal Lions Club una partita contro la Nazionale di Calcio TV con una rappresentativa di jesolani per destinare il ricavato a scopi benefici, in modo particolare riuscire a formare un medico africano che poi naturalmente potrà portare questa conoscenza nel suo paese anche con delle attrezzature. Allora, noi abbiamo qui con noi Osvaldo Grandin, che è il presidente del Lions. Come vi è venuta questa idea? Noi pensiamo spesso di dare del nostro contributo, di fare della solidarietà per chi ne ha più bisogno. È uno degli scopi del Lions e con questa partita noi intendiamo dare il nostro contributo sia alla formazione di un medico proveniente dall'Africa che si specializzerà in neurochirurgia all'Università di Padova, e questo fa parte del progetto SFE, ma anche dare un contributo al Girotondo, un'associazione di Jesolo che segue i ragazzi disabili. Diamo un contributo ad alcune famiglie bisognose e al progetto Cristina, che è un contributo all'Istituto Oncologico Veneto, sempre con il ricavato di questa partita, e speriamo che siate veramente in tanti a poter partecipare a questo incontro il 9 giugno allo Stadio Picchi di Jesolo. È incredibile l'entusiasmo che riuscite ogni volta a raccogliere, dagli appuntamenti nelle scuole poi allo stadio. Gioco forza, il Gabibbo è indubbio che sia un trascinatore, sia di adulti che di bimbi, soprattutto chiaramente i bimbi, però è vero che se dall'altra parte c'è un entusiasmo devi saper ricambiare e devi saperlo offrire anche. Noi cerchiamo di offrirlo, ringraziando il cielo c'è anche dall'altra parte.